Il fatto di potenziare la parte sociale legata a quella sanitaria è comunque nell'agenda di Fabio Bui. Qual è la differenza? La differenza è, senza offendere nessuno, la fattività. Cioè il fatto che noi abbiamo comunque una regione tra le più anziane d'Italia, poi tra l'altro io rappresento Belluno, e Belluno tra le varie circoscrizioni e province è quella che ha il maggior numero di anziani, quindi lo sentiamo ancora di più. Abbiamo sicuramente il problema dei medici, che sono insufficienti, il problema degli infermieri, degli OSS, di tutto il personale sanitario, d'accordo, però le 36 circoscrizioni che fanno parte della Regione Veneto, secondo il nostro candidato a presidente, dovrebbero essere potenziate. Potenziate in che modo? Coinvolgendo le unità locali, coinvolgendo il comune e potenziando soprattutto il terzo settore, che in questo momento nel Veneto è il vero grande motore silenzioso che porta avanti una situazione altrimenti al limite del collasso. Quindi questo è il nostro programma, quello di stare vicino alle persone, come è nella natura politica del partito, Popolari per il Veneto, quindi vicino al popolo, e nel raccogliere bisogni trovare questo tipo di soluzioni, cioè potenziare nei vari distretti un accesso diretto, liste d'attesa sicuramente più ridotte, la questione degli accessi con il triage bianco all'interno dei pronto soccorsi. Quando una medicina non funziona e una persona sta male e il medico non è disponibile, la gente non ha altra alternativa che fare questo, che rivolgersi intasando il pronto soccorso e togliendolo invece alle emergenze. Ecco, su questo bisogna lavorare, su questo bisogna agire, dare al cittadino l'opportunità di curarsi senza dover tirare fuori di tasca propria, senza doverlo portare a spendere privatamente, non potendoselo permettere, cure che altrimenti sarebbero dovute.